Ancora un'alternativa rispetto all'inquinamento e al traffico veicolare privato, 1600 monopattini che possono operare in questa nostra città per consentire di accompagnare e rafforzare il cambio culturale, quello che è passato attraverso le aree pedonali, attraverso le piste ciclabili, attraverso il tram. Credo che questo sia un contributo importante alla mobilità ecologica e sostenibile della città di Palermo. È un contributo a spostare persone che si muovono oggi col veicolo privato verso una mobilità più sostenibile, più dolce e meno inquinante. Quindi sull'applicazione c'è scritto anche il posto